detto la mia, adesso lascio la parola al collega Michele Pipani. Grazie Piero. Io vorrei sottolineare la schizofrenia politica in questo momento dell'ex sindaco Bertoncello, oppure di quello sindaco, ho detto, stavo per dire sindaco Bertoncello. La persona che si sta arrampicando sugli specchi dal momento che non ha più la poltrona non ha più potere da gestire. Prova ne è tutta una serie di iniziative, di ricorsi che sta facendo, ricorsi quasi certamente inconsistenti perché lo porteranno certamente a perdere. Vorrei sottolineare come non c'è assolutamente nessuno stallo amministrativo. Se stallo amministrativo c'è, riguarda solo quello che la sua amministrazione non ha fatto, e mi riferisco al blocco amministrativo di tutto quello che riguarda, che è stato successivo allo scandalo Cattin-Pigozzo, che ha portato a immobilizzare determinati aspetti della vita amministrativa di Portogruaro, come il PAP, per esempio. Un altro volta magari c'entrava milionalmente di questo. Questo ha portato all'immobilismo amministrativo. Il commissario non è assolutamente una figura che immobilizza Portogruaro, anzi può fare tranquillamente l'ordinaria amministrazione, e laddove c'è l'accordo tra le due parti può anche programmare e può anche realizzare altre opere che non fanno parte dell'ordinaria amministrazione semplice, qual è quella che normalmente portano avanti i commissari. Quindi per Portogruaro non c'è assolutamente nessun pericolo. Noi come coalizione siamo propensi a collaborare col commissario, anzi vogliamo collaborare col commissario. Se dall'altra parte c'è la disponibilità di altro, possiamo tranquillamente concordare determinate azioni per la città di Portogruaro.